pescato tutto il giorno, le reti sono rimaste sempre vuote, s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alla folla della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche, fino a farla quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Carissimi amici misericordiosi, nel Vangelo di questa domenica Gesù chiama i suoi primi discepoli. San Luca ci racconta questa chiamata con la pesca miracolosa, brano in cui possiamo capire che la nostra vita e la nostra missione dipendono sempre dalla nostra umile accoglienza, rafforzata dall'aiuto divino. Il nostro primo piccolo passo è agire sulla parola di Dio. Pietro, umilmente, accetta e dichiara: «Maestro, tutta la notte non abbiamo pescato niente, ma sulla tua parola getterò le reti». Come gli apostoli, anche a noi Gesù ci parla. Gesù ci parla sempre, ma ascoltare non basta. La grazia di Dio diventa sempre viva ed efficace solo quando riusciamo a collegare la nostra povera vita con la missione e la volontà di Dio. Come Pietro, anche noi, nelle nostre mancanze, nei nostri scoraggiamenti, nelle nostre fatiche, nei nostri dolori, dobbiamo saper dire: «Signore, non sto bene, non va bene nella mia vita, ma sulla tua parola riprovo, sulla tua parola voglio avere fiducia, sulla tua parola voglio impegnarmi di nuovo». Carissimi, cerchiamo di collegare la nostra vita con la vita di Gesù. Cerchiamo di essere come Pietro, che ha avuto la forza di affidarci alle parole di Gesù. Il nostro secondo passo è riconoscere le nostre debolezze ed accettarle con umiltà, come Pietro. Dopo essere stato partecipe della pesca miracolosa, Pietro si riconosce piccolo e fragile. Carissimi, come solo con la luce riusciamo a vedere se i nostri vestiti sono lavati e puliti, bene, così è stato pure con Pietro, che davanti alla grandezza e splendore di Dio si è accorto della sua piccolezza e debolezza. Per accorgerci di questa luce dobbiamo avere un cuore aperto, umile e sincero. Con un cuore come quello di Pietro possiamo trovare nella nostra vita, nelle nostre famiglie e nella nostra comunità 1000 momenti luminosi, miracolosi e divini. Se accettiamo come Pietro le nostre mancanze e pochezze davanti a Gesù, senza nasconderci, senza portare le maschere, senza giustificarci, ci ritroveremo liberati, rafforzati e perdonati. Il nostro terzo passo è diventare pescatori di uomini. Quando noi incontriamo Gesù personalmente, quando troviamo il vero legame della vita con Dio,
Dio ci dona una visione nuova, una dignità vera e una missione grande. Gesù ci dona la grazia che ha Lui stesso, toccare il cuore delle persone. Con questa grazia ricevuta, Gesù ci invita a lasciare le nostre cattive abitudini, i nostri capricci, il nostro pensare di essere sempre migliori, il nostro voler avere sempre ragione e ci chiama ad essere pescatori come Lui. Essere pescatori di uomini oggi significa catturare l'attenzione dei nostri amici, fratelli, genitori, toccare il loro cuore con il nostro amore e la nostra misericordia, donare loro i veri valori che ancora non conoscono e poi lasciarli andare di nuovo in mare aperto. Amici, non abbiamo tutti gli stessi strumenti di pesca, ma tutti noi, una volta incontrato Gesù, possiamo pescare, insegnare, dare l'esempio. Buona domenica a tutti!